Ciao ragazzi, oggi vi parlo di bar, ristorante e mulino in un unico posto. Borghetto di Valeggio sul Mincio, un posto che sicuramente molti di voi conosceranno, anche perché sono a migliaia le persone che ogni anno in ogni stagione vengono qui a visitare questo luogo, affascinati dalla bellezza di Borghetto, che un tempo era animato dalla presenza di diversi mulini che sfruttavano l'acqua del Mincio per la loro attività. E le tracce di questo passato storico così importante e determinante per la sopravvivenza di intere generazioni di famiglie sono ancora ben visibili nelle ruote che si possono ammirare in quelli che erano gli antichi mulini. E adesso noi andiamo in uno di questi perché? Perché voi non credereste che 20 anni fa le cose erano molto diverse rispetto a come le vediamo oggi. E questo grazie anche all'impegno e alla lungimiranza, capirete perché, di una famiglia. Pensa Stefano che qua quando sono venuta io, che gliel'ho fatto vedere il giorno dopo a mio marito, l'ho portato vicino dall'altra parte del fiume per fargli vedere tutto il sistema di questo borghetto, che anche lui era tantissimo tempo che non lo vedeva, perché una volta era completamente chiuso questo, era una casa privata in pratica. Non c'era nessuno, alle 5:30 del pomeriggio di agosto non c'era anima viva. E la parola di mio marito è stato: guarda, è un posto incantevole, bellissimo, perché ti prende il cuore, ma qua Luci fai un buco nell'acqua, mi ha detto, ma veramente fai un buco nell'acqua. E io gli ho detto: guarda, non mi interessa, te lo dico qua, io butto via un anno della mia vita, però vengo qua dentro. Poi riprendo con te, Catherine, se vuoi, se va male, però io devo farlo. Quanti anni sono passati? È dal 2001. Quindi avevi ragione. Ho avuto ragione, sì. Ma ho avuto subito ragione, ancora me ne sono accorta perché l'ho aperto in settembre io, i primi di settembre. 15 giorni ho preparato tutto. Ho rifatto tutto il bar. Sono partita con mio figlio e mia cognata. E abbiamo aperto, è stata una scommessa mia e soprattutto anche di mio figlio, perché mio figlio mi aveva detto che mi avrebbe aiutato per 2 o 3 mesi solo. Invece a distanza di 22 anni siamo ancora qua insieme, io e lui. Lui, c'è l'altro figlio, e poi dopo 10 anni sono riuscita a convincere mio marito. Abbiamo preso un altro locale qua vicino a noi che si chiamava Divina Osteria e adesso si chiama Lo Stappo e l'abbiamo trasformato in un ristorante. Insomma, Borghetto che è tornato a vivere anche grazie a Luci d'Alba e alla sua determinazione, alla sua lungimiranza. Devo dire che mi ha molto colpito la sua forza, contagiosa e dirompente, al punto di riuscire a vincere lo scetticismo di Michele, suo marito, che tra poco sentiremo, al punto di accettare di lasciare un lavoro nel mondo della ristorazione molto ben remunerato e al punto di accettare una sfida col destino in un posto come quello dove ora si trova il suo bar, in cui fino a quel momento nessuno aveva avuto successo. Ma lei tenne duro, volle, sempre volle, fortissimamente volle, come diceva l'Alfieri. La Luci, un bel treno. Però che tu poi alla fine ti sei messo in questa avventura. Assolutamente sì, era necessario anche per la quiete familiare. Mi hanno tirato dentro per i capelli e ci credevo, visto i risultati dei primi 10 anni che avevo ottenuto lei, e quindi sapevo che il gioco valeva la candela. La cucina è una cucina con dei menù del territorio, prettamente del territorio, con una selezione di fornitori importanti, e abbiamo una cucina, una bella apertura, una bella finestra sulla cucina internazionale, perché i nostri ospiti vengono da tutto il mondo. Prodotti locali vuol dire dal pesce di lago, vuol dire dalla stortina, vuol dire da alcuni prodotti particolari di nicchia, il vino appeso, alcuni prodotti di alcuni amici che producono con amore queste eccellenze del nostro territorio. E ci tengo perché la faccia è la nostra, non è un locale in affitto da far fallire a fine anno e scappare. Siamo qua da 23 anni con il bar, da 15 con il ristorante, e fuori ho i 2 ragazzi, i miei 2 figli, al bar e l'amministrazione c'è mia moglie, in cucina ci sono io, quindi noi siamo qua anche l'anno prossimo se Dio vuole. Insomma, dopo il bar l'attività si allarga e aumenta anche il coinvolgimento familiare, che peraltro sarà, come sentirete,
il vero perno attorno al quale ruota tutta questa avventura. Così Michele si aggrega alla squadra e dà vita al ristorante, vincendo anche per lui la paura di abbandonare comunque un posto di lavoro sempre nell'ambito della ristorazione particolarmente ben remunerato per cimentarsi invece in un'impresa ricca di grandi speranze perché le premesse erano buone, ma comunque ancora con poche certezze. Onestamente io il primo anno soprattutto mi ero accorta che c'era veramente poca gente, per cui è stata una scommessa su me e mio figlio soprattutto per la riuscita di questo posto, perché onestamente venivamo qua alle 7 di mattina e andavamo via alle 2:30 di notte. È stata dura, tanto è vero che mio marito mi ha detto io basta perché non ti vedo più, hai capito? Gli ho detto ma vedrai che se passa tutto quanto riesco anche a organizzare gli orari, gli ho detto, e prendere anche più personale, però adesso in questo momento la mia più grande preoccupazione era rientrare con tutti i soldi che avevamo messo di casa, insomma, no? E difatti dopo un anno esatto eravamo rientrati con i nostri soldi. In un solo anno? In un solo anno. Non più di una settimana fa mio figlio in una manutenzione mattiniera, ero qui alle 7 di mattina, locale chiuso, è venuto anche lui e mi ha detto papà che posto che abbiamo però, e questo è una cosa che riempie il cuore assolutamente. 2001, poi 2010, il bar, il ristorante, insomma le tappe di un cammino che ha portato molto a Borghetto, ma che ha anche dato molto alla famiglia di Michele, Lucidalba, Stefano e Samuel. E quindi viene spontaneo domandare di trarre un bilancio da questa attività che è iniziata quando qui era ancora tutto da costruire. Il bilancio è assolutamente positivo, il bilancio non sotto l'aspetto economico, ma sotto l'aspetto della famiglia, soprattutto della famiglia. Non è facile unire 4 teste, non è facile ottimizzare le sinergie di 4 vulcani con visuali a volte diverse. I ragazzi sono naturalmente molto giovani e quindi hanno una visura del mondo molto aperta. Siamo nel momento del trapasso generazionale, quindi loro fanno il passo avanti, noi facciamo un pochettino il passo indietro e il bilancio è che noi abbiamo dato un futuro e una professione importante a questi 2 ragazzi. Questo è il bilancio forse più bello che mi sento di portarmi dentro. Si inizia una nuova avventura, si imprime una nuova filosofia, quindi si sperimenta, si sbaglia anche, ma ci si corregge, si impara, si migliora. Ma in sostanza, come si affronta alla fine tutto questo? Loro il segreto lo hanno trovato sostanzialmente in un elemento che li accomuna tutti, ovvero il sacrificio, supportato però da ciò dal quale non avrebbero mai potuto prescindere. C'è la famiglia con il mio direttore, sì, che fa parte della mia famiglia. È il prezzo di tutti noi pazzi, credo come molte professioni, il prezzo dove si lavora sempre, dove bisogna essere sul pezzo, dove bisogna fare selezione dei prodotti, bisogna essere agguerriti nella selezione del personale, nella formazione del personale, bisogna sempre capire che il nostro datore di lavoro è il cliente che si siede e i miei ragazzi l'hanno capito tutti. Cosa vorresti dire a tua moglie dopo tutti questi anni? Ringraziarla sicuramente, ringraziarla perché se noi siamo dove siamo e abbiamo quello che abbiamo, io credo che il merito sia solo suo. E non è un merito di quella che tira il carretto, ma è il merito della sarta che cuce le naturali fratture, le naturali scontri generazionali anche che abbiamo con i figli, che ho con lei. E lei puntualmente, ogni giorno, ogni mese, ogni anno, cuce e fa questo lavoro certosino di ricamo intorno ai buchi che si creano in questi screzi, perché lavorare insieme 16 ore e trovarsi poi a casa perché abitiamo nello stesso stabile, diciamo, con i figli, non è poi così facile. E sicuramente credo che una parola possa riassumere tutto quello che io voglio dire a mia moglie, che è grazie. Mi sento che mio marito continua a dirmi vai in pensione perché devi andare in pensione, però lui ha capito una cosa, che se vado in pensione e non rimango qua, andrò in pensione, però voglio rimanere sempre qua lo stesso, sono più pericolosa se sono a casa perché ne apro un altro.
che ho già in mente. Per cui è meglio che stia qua ancora.